Buona serata a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'archeologia della Sardegna. L'organizzazione Onebu ha pensato di ideare in questo momento di Covid questa serie di appuntamenti del venerdì sera, sempre alle 19, con i massimi esponenti, i più bravi archeologi che abbiamo in Sardegna, ed è un piacere averli in diretta, predisposti al confronto, perché possiamo interrogarli, possiamo farci parlare della loro vita lavorativa, quindi della loro professione, ma anche degli scavi che hanno fatto e delle sensazioni che hanno provato durante questi scavi. Saluto tutti gli amici di Facebook, saluto i circoli dei sardi che ci stanno ascoltando in Italia e all'estero, so che sono collegati dall'Argentina, dal Messico, dal Brasile, da Madrid, naturalmente il nostro circolo ICNUSA, tanti circoli dei sardi in Italia, e abbiamo oggi il piacere di ospitare e di ascoltare l'archeologa Valentina Leonelli, che io ho nella mia bibliografia della tesi di laurea e lei non lo sa, e che ho sempre apprezzato nei suoi studi, perché è un'archeologa molto precisa, molto, direi che è un analista, e quindi fa piacere leggere i suoi scritti. Buonasera quindi Valentina, ti ringrazio. Buonasera a tutti. Buonasera. Ti ringrazio di aver accettato il nostro invito. Il tempo di allora devo condividere la nostra diretta. Perfetto, stiamo già andando, quindi ok, abbassiamo il volume e direi che possiamo iniziare questa nostra chiacchierata. Come argomentazioni abbiamo deciso, tu le hai proposte e le ho accettate molto volentieri, di parlare di due nuraghi che tu conosci molto bene, soprattutto il nuraghe Adoni di Vilanovattulo, che è un nuraghe che tu hai scavato, hai fornito tantissimi dati, un nuraghe particolare che si trova insomma a quasi 1000 metri d'altezza, quindi c'è tanto panorama dal punto di vista quindi del controllo del territorio, può essere data qualche spiegazione. E poi parleremo del nuraghe Oes di Giave, un nuraghe molto importante che si trova a meno di 1 chilometro di distanza dal celeberrimo Santo Antine, che conoscono tutti i sardi. E quindi direi di iniziare questa conversazione parlando, giusto, introducendo la civiltà nuragica. Addirittura sì, perché sai, noi siamo in presenza di tanti appassionati che magari ascoltano, sono affascinati dai nuraghi, ma ignorano completamente le cronologie, ignorano il numero di nuraghi, ignorano le funzioni. Quello un po' anche noi abbiamo qualche difficoltà, insomma. Anche noi le ignoriamo. Ecco, la prima domanda è questa. Allora, prima di iniziare con le immagini, vediamo un po' di introdurre questi 1000 anni di civiltà nuragica. Che idea ti sei fatto di questo popolo sardo che ha iniziato a realizzare questi grandi edifici, parliamo di nuraghi, di tombe di giganti, e li ha inseriti capillarmente nel territorio? Ecco. Giusto. Beh, allora, intanto spero che mi sentano gli ascoltatori. Beh, intanto, vabbè, facciamo iniziare la civiltà nuragica, tra virgolette, in quello che noi chiamiamo bronzo medio. L'età del bronzo si divide in bronzo antico, medio, recente e finale. Per quanto riguarda il bronzo medio, ci sono i prodromi, per intenderci, di quello che sarà la grande architettura dei nuraghi, in abitazioni che sono realizzate con dei zoccoli di muratura. Sono abitazioni particolari, chiamiamole abitazioni, edifici, che si inquadrano all'inizio del bronzo medio. Sto parlando, per intenderci, di una delle più famose, tra virgolette, che è quella di Muros Saturricola. Ecco, noi siamo all'inizio del bronzo medio, quindi immaginiamo degli edifici realizzati
sfruttando anche la roccia, quindi si comincia a edificare sempre sfruttando dei massi. Ci sono vari edifici che poi successivamente possono essere sia circolari sia quadrangolari o rettangolari, ma sempre con della roccia vicino, e da qui c'è una sorta di evoluzione. Certamente loro avevano secoli e secoli anche del cosiddetto megalitismo del periodo dell'età del rame, ma adesso non stiamo a parlare dell'età del rame, stiamo parlando di un breve excursus all'interno del bronzo medio. Cosa succede a un certo punto? Intorno alla metà del bronzo medio, ecco che cominciamo a trovare i cosiddetti nuraghi a corridoio, o nuraghi arcaici o proto-nuraghi, come qualcuno li chiama. Cosa sono? Sono una sorta di grande massicciata di pietre di notevoli dimensioni che serviva per accedere a una sorta di terrazzo. Quindi immaginiamo un nuraghe piuttosto tozzo, largo, che può essere pianta ellittica, pianta rettangolare o pianta circolare, ma la cosa più importante era la parte superiore, un terrazzo. Ecco, da qui c'è un'evoluzione straordinaria che avviene verso la parte terminale del bronzo medio. Ora non sto facendo, sto proprio dicendo in poche parole quello che poi avviene in un bel po' di secoli. Ascolta Valentina, da partire dal XVII-XVI secolo, ok, avanti Cristo, XV, quindi questi sono i secoli più importanti che ci sono all'interno del bronzo medio. Sì. Ti fermo un attimo per una domanda. È una domanda un po' difficile. Allora, come possiamo spiegare il fatto che sono passati dai nuraghi senza torre ai nuraghi con la torre? È la Tolos soprattutto. Sì. Qui c'è un cambio vero e proprio di modalità nella realizzazione della Tolos, che prima in effetti non si riscontra. Si riscontra all'interno del cosiddetto nuraghe a corridoio, proprio un corridoio, a volte ogni tanto delle piccole nicchie, e poi le scale per accedere al piano superiore, con delle mensole, già si vedono in alcuni nuraghi. La grande scoperta, tra virgolette, è proprio la Tolos, in effetti. La Tolos e più piani, fino ad arrivare al terrazzo, perché il terrazzo c'è già dal nuraghe a corridoio. Quindi è la grande idea è quella di allungare il nuraghe che è appunto arcaico o a corridoio, allungarlo in altezza per avere un maggior controllo visivo del territorio. Certo, perché più sono in alto e più... Perché molto spesso i nuraghi a corridoio sono già in posizioni strategiche, lungo magari un corso di fiume, sul crinale di un altopiano. Ecco, con questa idea della Tolos, che ha comunque anche nel resto del Mediterraneo orientale o anche in Anatolia altri esempi, ma questa è una cosa diversa, perché stiamo parlando di strutture aeree, non interrate come succede per le tombe micenee, ok? Quindi stiamo parlando di tutt'altra architettura, però con la realizzazione della Tolos si ha la possibilità intanto di avere una scala elicoidale che va al di sopra del primo piano, che continua al secondo piano, a volte addirittura a un terzo piano, come al Sant'Antine
di Torralba fino al terrazzo, quindi da una media di 5-6 metri d'altezza? Massimo, sì, dai 6 metri di altezza del nuraghe a corridoio si arriva addirittura a 20, se non 22, 23, 25 metri. Quindi sono già posti in luoghi strategici panoramici. I nuraghi a corridoio senz'altro sono già posti in luoghi strategici, e i nuraghi a Tolos che seguono nella parte finale, terminale del bronzo medio, perché i nuraghi a Tolos, poi lo vedremo, appaiono proprio nella parte terminale del bronzo medio. Questo è importante, quindi c'è una differenziazione architettonica notevole, ma i nuragici erano degli abili scalpellini già da un po'. I nuragici, ossia coloro che abitavano quest'isola, erano avvezzi da secoli a scalpellare la pietra. Sì, mi viene in mente da molto tempo, mi viene in mente la cultura a Monteclaro, che è stata attestata a Monte Baranta con il recinto torre, ma anche la muraglia che c'è al Cucurada, che insomma. Certo, quindi i nuragici diciamo che già avevano delle conoscenze tecnologiche notevoli. Ascolta, io direi allora, di iniziare a mostrare le immagini. Quindi inizieremo col nuraghe Adoni di Villanova Tulo. Quindi adesso io inserisco le foto e parliamo subito di queste immagini. Quindi sì, allora, c'è anche una sorta di filo che collega i due nuraghi di cui parliamo stasera, e poi lo vedremo qual è questo filo che li collega. Perfetto. Allora, come potete vedere nell'immagine in alto a sinistra, il nuraghe è intanto un nuraghe complesso, quadrilobato, ossia 4 torri più la torre centrale, ed è attualmente immerso, nel vero senso della parola, in un vastissimo bosco. Nella foto a destra, ecco che vediamo lassù, quello è appunto il piccolo rilievo dove sorge il nuraghe. Siamo a 811 metri nel Sarcidano, e vediamo già da qui, da questa posizione in basso, quanto può dominare, quanto può questo nuraghe controllare il territorio circostante. Lo vediamo già nella foto in basso a sinistra. Laggiù, ecco, quello non è altro che diciamo, l'area di Isili. La zona è cioè una sorta di canale visivo che ha l'Adoni, quella è la zona di Isili. Siamo ecco, da lì verso sud, nella parte, adesso lì dove c'è quell'albero, dico, nella parte sud abbiamo addirittura Nurri, quindi si vede il paese di Nurri, si vede l'altopiano di Guzzini, sempre appunto nell'area, nel territorio di Nurri, e l'altopiano di Guzzini per esempio aveva una media di 7 nuraghi solo sul suo versante nord, quindi verso Adoni, lì dove adesso ci sono delle paleoliche. Sì. E quello che dobbiamo osservare è il fatto che l'Adoni controlla a 360 gradi in tutti i sensi tutto il territorio circostante, ed è visibile, la sua collina triangolare è visibile addirittura già da Genoni, quindi si sa che lì doveva esserci quel nuraghe, e infatti lì sorge questo nuraghe su questo tacco calcareo. Ecco, come vedete, questa è la roccia, e il nuraghe che viene impiantato direttamente sulla roccia calcarea. Se possiamo vedere le immagini successive. Andiamo, prima di andare avanti, volevo chiederti una cosa. Allora, il fatto di impostare il nuraghe proprio sulla roccia
ha due grandissimi vantaggi. Il primo, c'è già gran parte del lavoro eseguito e in più si risparmia tantissimo materiale. Assolutamente sì. Quasi tutti i nuraghi, la maggior parte dei nuraghi chiaramente scavati, ha questa particolarità, ossia il nuraghe che viene realizzato, quindi il materiale viene cavato direttamente sul posto. C'è un'eccezione, una grande eccezione, che è proprio il nuraghe Sant'Antina di Torralba. Il materiale non è cavato sul posto, ma viene trasportato. Ecco, qui è quello che possiamo vedere da una splendida foto aerea di Nicola Castangia, e accanto la planimetria che era stata realizzata da Anna Pizzalis. È un po' particolare questo nuraghe, ma poi lo capiremo il perché. Come vedete non è il classico bellissimo quadrilobato perfetto come può essere per esempio il Nuraghe di Barumini, tanto per dirne uno. È un po' un quadrilobato un po' sbrimellato, direi io, alla Umbra, perché ecco, come vedete al centro si nota la torre centrale, poi una torre sud, ok, e due torri nella parte nord e un'altra grande nella parte ovest. Ora, in realtà questo nuraghe, poi dopo dirò del resto, perché poi tutto intorno c'è il villaggio e l'antemurale. Questo nuraghe in realtà molto probabilmente era un nuraghe binato. Binato è il termine che si usa per distinguerlo da bilobato, perché bilobato, trilobato, quadrilobato sarebbero praticamente, bilobato quasi non si dice, sono i nuraghi con delle torri aggiunte, ok? Quindi trilobato è, per intenderci, il Sant'Antina di Torralba, quindi 3 torri, un vero triangolo, trilobato, e la torre centrale. Quadrilobato sono 4 torri più la centrale, pentalobato, l'Arrubbio di Orroleo, 5 torri più la centrale. Binato significa 2 torri, una un po' più grande dell'altra, che sono collegate tra di loro da delle cortine. Ecco, nel Sarcidano ci sono alcuni esempi di nuraghi binati, ok? A questo nuraghe binato, quasi poco dopo, diciamo, alla costruzione, stiamo parlando sempre del bronzo medio 3, bronzo medio terminale, nel bronzo recente, molto probabilmente all'inizio del bronzo recente, vengono aggiunte le torri nord, la torre, ecco, questa torre, che è una torre un po' particolare perché viene utilizzata solo nella parte superiore, quindi non esiste un pianterreno, esiste solo un primo piano, ok? Anche perché si vede che in realtà non può avere una ampiezza tale per coprire 2 toloi una sull'altra, e appunto l'altra torre che è quella di nord-est, che è la torre B, che è quella di là. Ecco. Questo è un rifascio che crea queste altre 2 torri. Okay. Quindi è molto interessante. Poi c'è anche l'altra dall'altro lato. Il tutto intorno, come nella maggior parte dei nuraghi, quasi tutti, diciamo, nuraghi complessi, scavati, intendo, ma ipotizziamo, intorno ai nuraghi complessi c'è il villaggio. Anche intorno a nuraghi monotorri ci può essere un villaggio. Il villaggio in questo caso è compreso all'interno di questo piccolo pianoro, quindi sono al momento 13 capanne. Sul lato ovest troviamo una piccola cisterna, sarebbe quella che si vede, quel circolino che si vede su in alto. Non so se tu riesci a
ecco quello lì, quella è una cisterna per l'acqua, la chiamo cisterna e non pozzo, perché ad oggi non c'è più la vena del pozzo, quindi chiamiamola cisterna per l'acqua. Ascolta Valentina, ti faccio una domanda a proposito di questa cisterna. È possibile che raccogliesse le acque piovane? Cioè, avete trovato qualche canalizzazione che portava all'acqua? Allora, delle canalizzazioni esistono all'interno della torre B, c'è proprio una canaletta all'interno della torre, ecco quella torre lì, quella torre di nord-est, c'è proprio una canaletta scavata nella roccia, come anche all'interno di una delle capanne. In una delle capanne c'è un'altra canaletta scavata nella roccia. Potrebbe esserci sì un sistema di canalizzazioni, tra virgolette, per far arrivare acqua nella cisterna, come acqua piovana, senz'altro. Questo non possiamo sapere se c'era la vena sorgiva perché non l'abbiamo trovata, ma è cosa comune che i nuraghi avessero appunto l'approvvigionamento d'acqua con nuraghi più piccolini, tra virgolette, con un pozzo, altri ne hanno 2 se non 3. Stiamo parlando di pozzi per approvvigionamento dell'acqua, non parliamo di pozzi sacri che è di tutt'altro genere. Sì. Allora, qui è come stavamo dicendo prima, si nota benissimo nella foto in alto l'adattamento su livelli diversi della roccia. Ecco, quello è un livello, e stiamo parlando della torre, quella che è stata utilizzata solo nel piano superiore, perché in effetti è troppo bassa per contenere una tholos nel piano inferiore, direttamente sulla roccia, e poi invece sempre un po' al di sotto, notiamo invece una serie di massi che hanno inserito appunto i nuragici per creare una sorta di quasi sostruzione, terrazzamento, tra virgolette, roccioso. E poi appunto la base dove poggia invece la cortina che collega questa torre alla torre appunto di ovest, quella con le feritoie, per intenderci. Ascolta Valentina, una domanda che mi fanno spesso è come mai i conci, le pietre sono di diverso colore? È una questione di scavo o è una questione proprio di diversi materiali? Allora, in questo caso noi abbiamo iniziato a scavare, come si vede, ecco, proprio da lì. Quello è l'inizio dello scavo. Quando noi abbiamo iniziato a scavare, su questo lato si vedevano solo quella cortina e questo inizio di torre. Quindi il colore diverso del calcare in questo caso è dovuto a questo, al fatto che da lì in giù era completamente sepolto dal crollo, dalla terra, dall'argilla che viene utilizzata per per essere inserita all'interno di ogni singolo buco tra le pietre insieme alle zeppe. Questo è importante, ricordiamocelo sempre, ogni nuraghe è dentro e fuori quasi completamente coibentato. Cosa significa? Ossia zeppe di tantissime dimensioni e di materiali diversi rispetto anche al materiale di costruzione. In genere sono zeppe di pomice o di basalto, ma anche chiaramente di calcare. In questo caso vengono inserite con argilla. Non è una muratura a sacco, ma è una muratura a secco, questa nuragica, con l'inserimento dell'argilla all'interno degli interstizi tra le pietre, quando purtroppo, come in questo caso, abbiamo un materiale scadente di costruzione, perché questo è fragile, è un materiale debole, fragile, scadente, tendente a rompersi, e quindi magari vediamo in questo caso dei blocchi che non sono perfettamente lavorabili nelle parti basse, come magari può essere il basalto, no? Sì. Però anche nei nuraghi in basalto noi troviamo
tutte queste piccole zeppature insieme all'argilla. Nella foto di destra vediamo benissimo appunto quello che dicevo, i vari livelli della roccia e l'adattamento che hanno i nuragici, no? L'adattarsi ai diversi livelli, e davanti appunto al piano roccioso su cui loro impiantano il nuraghe, troviamo anche quello che è una capanna. Siamo sul lato nord, e questa capanna sarà sicuramente stata realizzata appositamente, perché da qui molto probabilmente c'era l'ingresso, chiamiamolo monumentale, no? L'ingresso, l'accesso, uno degli accessi al nuraghe. Appunto, nella foto di sinistra in basso è tratto da una pubblicazione, abbiamo solo inserito quello che è il terrazzo per dire ecco come finisce il nuraghe nella parte superiore. Noi che cosa troviamo? Troviamo questi tronco di coni e cos'è che manca? Manca il terrazzo. Noi del terrazzo possiamo solo immaginare come poteva essere realizzato, da cosa? Dal crollo delle parti superiori del terrazzo. Quindi mensole, grandi mensole, che noi chiamiamo mensoloni, esattamente quelli, che sono dei blocchi trapezoidali, per intenderci. Chi è andato a visitare su nuraghe di Barumini potrà ricordare questi immensi blocchi trapezoidali che sono all'ingresso, diciamo, dell'area. Sì, o nella Rubiu sono addirittura crollati nel cortile, sono ancora visibili, sì, quindi si può facilmente qui notare. sono crollati nel cortile, ma qui ci sono due piccoli cortili superiori, quindi siamo stati fortunati noi scavatori del nuraghe Adoni, perché il crollo della torre centrale appunto è avvenuto direttamente su questi piccoli cortili superiori del piano superiore, i cortili da cui si accedeva alle torri laterali rispetto alla torre centrale. E perfetto. Qui in questa foto si vede veramente la serie di blocchi crollati dalla torre centrale, e sono blocchi di varie dimensioni e soprattutto di vari tipi, perché abbiamo appunto i mensoloni che sono belli lunghi, no? Trapezoidali, poi abbiamo i blocchi, i conci a coda, come li chiamiamo noi, no? Con una sorta di concio a T, quindi la parte frontale perfettamente lavorata e una sorta di coda centrale. E poi anche conci a sezione triangolare, conci come li chiamiamo noi, o blocchi a sezione rettangolare, quindi parallelepipedi. Isodomi, sì. Isodomi. Ecco, la cosa importante che dobbiamo ricordare è che se nelle parti basse, nelle parti diciamo di base di tutti i nuraghi troviamo dei grandi massi, a volte appena scappellinati, nelle parti alte di tutti i nuraghi, almeno di quelli scavati chiaramente, ma possiamo immaginare di tutti, noi invece abbiamo dei conci, dei blocchi perfettamente lavorati, isodomi, a opera isodoma, ossia, no? Perfettamente lavorati e sistemati in corsi orizzontali. Immaginiamo, per fare un esempio, chi conosce il Tempio a Pozzo di Santa Cristina di Paluilatino, sembrano blocchi quasi realizzati ora e invece sono perfetti. Ecco, le parti superiori dei nuraghi erano così e lo possiamo vedere anche da questi blocchi. La parte a vista era perfetta, un rettangolo perfetto, a volte soprattutto nella parte del coronamento superiore con una lieve curvatura. Sì, lo vediamo ad esempio nel nuraghe Losa, che si è conservato bene, questi filari sono spettacolari.
Andiamo avanti. Sì, ecco, e stavo proprio per dire questo, è una delle caratteristiche peculiari, molto importante dell'Adoni, è la conservazione di questi blocchi parallelepipedi. Questa è la faccia interna addirittura. Che cos'ha di particolare? Allora, al centro, e stiamo parlando della foto a destra, a sinistra, scusate, a sinistra. Sì, al quindi centro... che cos'ha al centro? Al centro questo blocco che, come vedete, ha una scanalatura centrale longitudinale a V, lo vediamo nella sezione in alto che è proprio una V, vedete, su in alto, ecco. Al centro questo blocco che è di circa 44 cm per 30 per uno spessore di circa 10-12, questo è un blocco praticamente rettangolare, ok? Al centro ha non altro che il resto di una grappa di piombo, e la vediamo nel lato destro, questa grappa di piombo, di circa 30 centimetri di lunghezza per circa 9 di larghezza, che ha appunto questa costolatura. Questa grappa di piombo è la più grande che abbiamo rinvenuto all'Adoni. Appunto nel blocco resta ancora il pezzettino centrale che infatti manca nella grappa, come vedete bene, è come dire un negativo positivo. Ecco, questo non è altro che l'evidenza che questo coronamento superiore, stiamo parlando in questo caso di un nuraghe di circa massimo 20 metri, perché non aveva solo questa altezza, l'Arrubio de Orroli addirittura sembra raggiungere quasi i 23-25, ecco, a queste altezze nel coronamento superiore veniva fuso del piombo tra i blocchi del coronamento superiore, ripeto, del nuraghe. Sì, si nota anche per proprio l'inserimento. Sì, per legare, quindi immaginiamo i due blocchi, la scanalatura centrale dove veniva colato il piombo, che poi chiaramente si espandeva all'interno, negli interstizi tra i due blocchi, chiaramente. Quindi certo. Noi abbiamo delle grappe che sono anche un po' più piccole, anche un po' più strette. Le chiamiamo grappe perché aggrappavano, cioè legavano i due blocchi. Ora, nel caso del coronamento della torre centrale dell'Adoni, vengono utilizzati blocchi in calcare fossilifero, più leggero, tra virgolette, del calcare e della dolomia in cui viene realizzato appunto il nuraghe. Sono anche più lavorabili, infatti sono appunto, vedete bene, ben lavorabili rispetto purtroppo al calcare scadente cavato direttamente sul posto, e questo invece viene proprio da questo tipo di calcare, viene dalla zona di Iside. Insieme a questo calcare, una sorta di rocciaforte rispetto a un calcare che si sbriciola. Sì, perché serviva nelle parti superiori e poi perché poteva essere ben scalpellinato, come il calcare fossilifero di Isili, anche il basalto. Quindi nelle parti superiori del coronamento venivano inseriti appunto questi blocchi perfetti, quindi bianco, anche scuro, per fare anche una differenza di colore, come succede anche per altri nuraghi. Non viene appunto il nuraghe in basalto, a volte può avere vari conci, vari blocchi in calcare, viceversa. In questo caso c'è veramente la policromia anche qui, ma la cosa importante è l'utilizzo appunto di questo legante in piombo, grappe in piombo. Ce n'è appunto importante anche all'Adoni, sempre parlando di queste grappe, anche all'Adoni in crollo, anche all'Adoni, scusate, anche all'Arrubio de Orroli, nel crollo si ritrovano, vengono rinvenuti appunto queste grappe di piombo. Certo, ci domandiamo,
Il piombo è anche un po' pesante. In questo caso viene utilizzato come legante, stiamo parlando della fine del bronzo, dell'età del bronzo medio, perché questi sono nuraghi complessi che vengono datati appunto dal materiale comunque in questo periodo. Quindi già alla fine dell'età del bronzo viene utilizzato il piombo come legante, però il piombo ha un processo di dilatazione, cioè è molto sensibile alla temperatura, no? Un processo di dilatazione termica, quindi si fonde a circa 327 gradi e quindi facilmente, tra virgolette, si può fondere. Sono più o meno i gradi anche con cui viene cotta anche la ceramica, quindi diciamo che è un uso domestico, tra virgolette, domestico, diciamo, all'interno della comunità, quello del diffondere il piombo. Si può fare all'interno della comunità, come si può fare anche per il bronzo. Quindi il piombo viene usato moltissimo dai nuragici, come viene usato il bronzo, però ci poniamo questo dubbio, magari con il proseguimento di scavi in altri nuraghi possiamo magari capire meglio perché è stato utilizzato proprio il piombo Mi per queste parti superiori. mi viene in mente, Valentina, che il piombo potrebbe anche essere utilizzato come cuscinetto per gli assestamenti, perché essendo un materiale abbastanza, nonostante sia metallico, è abbastanza elastico, questo cuscinetto che c'era fra un concio e l'altro faceva da spessore e gli faceva da stabilizzatore anche per il peso. Da stabilizzatore probabile, però ecco, dovremmo capire meglio se appunto era davvero stabilizzatore o a un certo punto si sono creati dei problemi perché per una certa, cioè per la dilatazione termica anche, perché noi dobbiamo immaginare che un nuraghe di questo genere a 811 metri può anche andare a temperature invernali piuttosto rigide. Sì. Quindi ecco, dovremo poi capire, questo sarà un altro filone di ricerca e di studio quando troveremo anche in altri nuraghi come l'Adoni e l'Arrubio altre grappe di piombo. Sì, ecco, molto interessante. Sì, tornando come tante altre, è uno dei filoni interessanti della civiltà nuragica, ora l'abbiamo buttato lì, ma in realtà sarà un'altra bella ricerca questa. Ecco, qui è per far capire proprio quando noi abbiamo iniziato a scavare nel 97, appunto le campagne di scavo si sono susseguite per 7 anni consecutivi, dal 97 al 2003 e poi nel 2012. Ecco, nel 97, nelle foto della parte alta, a destra e a sinistra, ecco come si vedeva il nuraghe quando si saliva appunto su quel pianoro. Era praticamente visibile la parte 8-10 filari della torre centrale, un immenso crollo di terra e soprattutto pietre. E ecco, come vedete anche nella foto di destra, insistevano su questo crollo questi bellissimi secolari alberi che erano stati appunto anche loro disegnati insieme a nuraghe dalla Marmora. Mentre ecco, vedete nelle foto, nelle immagini della parte inferiore, il nuraghe com'è adesso. Quindi notevolmente cambiato, si nota la torre centrale e poi le altre torri addossate. Ecco, sì. Come è cambiato dal 97 in poi. E cosa si è trovato? Ecco, intanto adesso cominciamo a capire un pochino che cosa si trova e cosa magari non si trova all'interno del nuraghe o all'interno del villaggio. In questo caso il materiale che si trova in frammenti nel cortile del nuraghe come nelle capanne è veramente in frammenti. Raramente riusciamo a trovare appunto vasi pressoché integri.
se li troviamo perché loro li avevano inseriti o all'interno delle pavimentazioni proprio a tutelarlo, a tutelare il vaso, o all'interno di nicchie magari protette. Ecco, solo in questo caso noi, nei nuraghi come nelle capanne, riusciamo a trovare materiale pressoché integro. Nella maggior parte dei casi noi troviamo frammenti, tanti piccoli puzzle da ricostruire. Ecco, questi sono esempi, e ho voluto fare l'esempio di questo vaso che riusciamo a riconoscere che cos'è, sono noi archeologi in questo caso, perché nel lato sì, quello è il fondo, quindi è un fondo ad anello, ossia una specie di fondo particolare profilato, e nella parte, nella foto destra troviamo intanto una sorta di ansa, un manico, e un'altra specie di presa con due fori. Ecco, questo è un vaso particolare. Ora facciamo una sorta di piccolo excursus all'interno della forma del vaso. Ho preferito fare questo esempio perché poi nella successiva lo vediamo ricomposto. Ecco, intanto dobbiamo sempre dire che il lavoro dell'archeologo non è singolo, solo un archeologo che sta lì anni e anni a scavare un nuraghe o qualsiasi altro contesto. Qui è sempre un gruppo, che siano archeologi o restauratori e moltissime altre figure intorno all'archeologo. In questo caso è essenziale il lavoro di gruppo quando si va anche a restaurare un vaso, quindi il contatto quasi diretto, quasi quotidiano che può esserci con il restauratore, quando in casi fortunati lo abbiamo anche sullo scavo, o addirittura nel laboratorio c'è il contatto appunto diretto, il rapporto diretto tra restauratore e archeologo è importante proprio per contribuire a quello che è la ricostruzione del puzzle, tra virgolette. Ecco che la restauratrice sta tentando di riportare quella che era la forma originaria del vaso da frammentini veramente minuti. Il problema appunto dell'Adoni come di altre è proprio questo, troviamo a volte frammentini quasi frustoli, e invece si è riusciti, grazie appunto all'opera mirabile dei restauratori, si è riusciti appunto, come vedete nelle foto sotto, a ricreare veramente il vaso quasi integro, tranne appunto alcune parti quando non si trovano i frammenti appunto si riesce comunque inserendo appunto il materiale per far vedere appunto dove è stata la frattura e dove c'è la lacuna. E da lì in genere l'archeologo, chi per lui, o disegna il vaso intero come doveva essere, come questo è il caso. Nel lato sinistro troviamo quello che è il profilo interno-esterno nel disegno, no? Interno-esterno del vaso, quindi in un unico disegno noi riusciamo a vedere l'interno a sinistra e l'esterno a destra del vaso, ok? Quindi in questo caso siamo di fronte a una olletta, come noi la chiamiamo, piccola olla, come la chiamiamo noi archeologi, a colletto, con questo piccolo collo, che ha la peculiarità di avere due anse, ok? Un'ansa su un lato, un'ansa sull'altra, a maniglia, e sulla pancia del vaso delle piccole maniglie, delle prese. che però non sono maniglie, sono vere maniglie, ma anche con fori per l'inserimento magari delle corregge, ossia delle piccole funi, per essere mantenuto sospeso. Ecco, questo tipo di vaso è molto particolare, e anche perché si trova in altri contesti, come può essere il Nolsa
il Nolsa di Meana Sardo o anche del Nuraghe e la Speranza di Alghero, sono peculiari perché qui stiamo parlando del bronzo finale iniziale, quindi siamo in un periodo particolare, perché ha alla Doni questo tipo di, anche alla Rubbio se ne trova, questo tipo di vaso è in associazione sia in una capanna sia nell'altra, quindi in 2 capanne della Doni addirittura questo tipo di vaso è stato rinvenuto, in associazione con chicco d'uva. Quindi in entrambe le capanne si rinvengono vinaccioli d'uva, il vinacciolo è il semino, in una capanna il chicco sia l'acino d'uva carbonizzato con all'interno i vinaccioli. In associazione, ossia vicinissimo, quando si dice in associazione significa vicino a questo tipo di vaso. Quindi l'interpretazione che si dà una volta che il dato, ossia dalla terra si rinviene il vaso e questo è il dato che ci offre la terra, l'interpretazione dell'archeologo è associazione di questo vaso con magari uva maturata insieme alla bevanda. Siamo all'inizio del bronzo finale, quindi non voglio dire vino, ma magari un'uva macerata, una sorta, un liquido, un liquore a base d'uva all'interno di quel tipo di vaso. Un'altra, ecco, stiamo parlando di una capanna importante che è la capanna all'interno dell'antemurale del Nuraghe Adoni, che ha restituito questo vaso, che in questo caso si vede solo alcune parti del vaso nel momento dello scavo, ma il vaso conteneva centinaia e centinaia di piselli. Questa capanna è molto importante, guarda caso è all'interno dell'antemurale, come dire, per essere ulteriormente, tra virgolette, protetta dall'antemurale. Era una sorta di capanna dispensa, capanna deposito, perché in questa capanna troviamo all'interno dei contenitori, questo è un bellissimo vaso di bene dimensioni, perché ho circa 45 cm di altezza, in questo caso conteneva piselli, altri contenitori contenevano frumento, quindi grano, ancora anche fave, e dobbiamo dire che da questo punto di vista è stata molto ricca di informazioni questa capanna, perché la possiamo veramente immaginare come una capanna dispensa. Il fatto della Doni è particolare, dovremmo vedere chiaramente con i confronti con altri villaggi. Ecco, questo è il vaso in frammenti e al restauro, durante il restauro e alla fine del restauro. Ecco, vedete questa sorta di forcella, questo è importante perché la faccio rivedere nello scavo. Questa è la parte bassa della forcella, sì, di questo elemento, sì. Ecco, per quanto riguarda Villanova Tulo c'è una differenziazione non solo interna a ogni capanna, quindi una capanna che può avere il bancone, una capanna che può avere all'interno, al centro, una piastra di cottura, ossia una sorta di piccolo battuto centrale di argilla cotta di circa 70-80 centimetri, utilizzata per mettere direttamente le braci e sopra le braci le teglie e i tegami per la cottura e addirittura degli alari, quindi una sorta di appunto piastra da focolare. E invece altre capanne che sono delle vere e proprie dispense.
Ora, qui vediamo la differenza del corredo ceramico di due capanne, che sono entrambe, come vedete, hanno regalato agli archeologi appunto questo corredo, che è costituito dalle due ollette, no? Che è il tipo di vaso che abbiamo visto prima. La capanna a sinistra è la capanna dispensa, tra virgolette, che ha molti vasi chiusi, contenitori grandi, anche delle ciotole che potevano essere utilizzate. Le ciotole sono quei vasi un po' più piccolini e più larghi. Ciotole, scodelle che potevano essere utilizzate anche come coperchi o anche addirittura impilate una sull'altra. Ma il filo conduttore sono proprio quelle due ollette. Una è la cosiddetta dispensa, l'altra è varia, tipo cucina, perché al centro è stata appunto rinvenuta quella che dicevo, questa sorta di piastra da focolare, piastra di cottura. Entrambe hanno restituito macine, quindi lì veniva comunque realizzata la parte della macinazione dei grani, dei cereali, però la capanna a destra aveva la famosa canaletta di scolo e la nicchia, e poi appunto una sorta di differenziazione. Il vaso a collo della capanna a destra non è altro che un vaso di utilizzo per i liquidi. Quindi, come vedete, ci sono delle nette differenziazioni all'interno di queste due capanne, e ce lo dice anche la tipologia e la funzione dei vasi. Ascolta Valentina, mi stanno chiedendo, mi fanno una domanda. Che cos'è quel disegno? Se puoi spendere due parole sulla forcella. Ecco, che cos'è quel disegno? Ecco, abbiamo altri vasi, un piriforme mi sembra da Eloy, che ha questo tipo, diciamo, è una brocchetta. Un vaso piriforme da Eloy che ha questo, sì. Mi ricorda questo elemento, mi ricorda la cosiddetta stampella che un bronzetto ha in mano, che è proveniente da Serri. Ecco, potrebbe suggerire un'idea di qualcosa inerente a una forse misurazione del contenuto di un vaso, perché è su un piriforme, e il piriforme in genere il vaso piriforme è un vaso particolare a forma di pera con un... è legato comunque sempre all'acqua. Quello, il piriforme, è legato ai liquidi. Questo conteneva invece dei piselli. Ecco, in questo caso è un contenitore non di liquidi. Sì, ed è nel tra caso del l'altro piriforme, molto il piriforme è anche molto ben decorato, quindi si dà in genere, ci sono i cerchielli, un uso particolare, molto particolare del piriforme, ma questo è un po' diverso, quindi non si sa ancora quale può essere il significato di quella forcella. Magari può essere appunto inerente a una sorta di quantità, tra virgolette, e quindi chi deteneva quella forcella, il cosiddetto bronzetto, magari un misuratore. Mi viene in mente anche il Sant'Anastasia di Sardara. C'è un vaso sempre piriforme che proviene dal pozzo, che ha un personaggio che tiene una forcella tenuta. Esattamente, anche quello ricorda, è un po' diversa perché è a forma di semiluna, e qui da lì poi crescente lunare, ma questa è una cosa appunto, e anche questo è un altro filone di studio, diciamo, su quello che è i vari segni che vengono realizzati plastici, in questo caso sui vasi.
Sì, infatti. Andiamo a visitare l'OES, Valentina, altrimenti Qui non facciamo in tempo. È sì, in interessantissimo. Poi io sto intervenendo pochissimo perché sei talmente chiara nell'esposizione che è un peccato interromperti. Quindi ti lascio andare proprio oggi, il lavoro lo farai tu, io sono qui solo per ascoltarti. Sì, Allora, siamo a Giave con questo bellissimo siamo a nuraghe. Giave, a poco meno di 1 chilometro dal Sant'Antine. Dal nuraghe Sant'Antine, un nuraghe appunto trilobato, la torre centrale del Sant'Antine, ricordiamolo, ha 3 piani, con il terrazzo. Qui abbiamo il nuraghe OES, che è appunto l'intervento di scavo ministeriale è stato realizzato nel 2012, e in quel caso si è optato per l'eliminazione del crollo nella torre laterale, quella appunto che si vede in foto a sinistra, e nel cortile, essendo appunto al momento l'unica campagna. Il nuraghe OES è un nuraghe ad addizione frontale, ossia la torre centrale e 2 torri aggiunte. Ma il termine aggiunto non è che è stato aggiunto dopo, dobbiamo sempre ricordarci anche questo. Quando si parla di torri aggiunte, un conto è il rifascio, che può rifasciare una struttura precedentemente costruita, un conto è questo, torri aggiunte. Aggiunte significa, ecco, torre centrale e torri laterali di fronte in questo caso. Ecco come si vede nelle foto in basso, quello è il cortile, cioè la parte del cortile che poi è pieno di vegetazione, come l'abbiamo trovato noi, e l'inizio dello scavo. Eliminata la vegetazione, ci troviamo il crollo, ancora una volta, delle parti superiori della torre e del cortile, che obliterava completamente la struttura. Possiamo andare avanti e qui abbiamo iniziato a eliminare, quindi abbiamo numerato singolarmente ogni singolo appunto blocco, che è stato poi depositato in una zona particolare. Per ogni blocco abbiamo la posizione, quindi abbiamo una sorta di scheda di carta d'identità con la posizione all'interno del cortile e la forma di ogni blocco. Poi andare avanti. Ecco, questo, la stessa cosa abbiamo fatto per una delle torri diciamo frontali, laterali al nuraghe. Ecco come si presentava dopo l'eliminazione della vegetazione e durante lo scavo, e cosa abbiamo trovato. Questo appunto le foto nella parte inferiore abbiamo trovato il pozzo. Abbiamo trovato il pozzo, che è praticamente quasi prende la parte centrale della torre, un pozzo che ha restituito materiale di età storica, materiale di età romana, perché il nuraghe OES, come d'altronde anche l'Adoni, questo è un altro filo conduttore che unisce 2 nuraghi ma anche moltissimi altri nuraghi, e il nuraghe Adoni e il nuraghe OES sono stati non frequentati, occupati massicciamente in età romana, in particolare in età anche repubblicana imperiale l'OES, in età imperiale l'Adoni. Occupato significa che sono state realizzate delle strutture, ossia proprio quasi edifici. Nel nuraghe Adoni ha appoggiato all'antemurale nel lato sud del nuraghe un edificio con tanto di copertura, con tegole, un edificio di età romana. Per quanto riguarda invece il nuraghe OES, una sorta di struttura appoggiata alla torre centrale all'interno del cortile, e comunque l'utilizzo anche di questa torre laterale e sicuramente anche del resto, anche sicuramente all'interno del villaggio. Ora l'OES le dimensioni della torre centrale
le dimensioni sono quasi simili a quelle della torre centrale del nuraghe Sant'Antini di Torralba, per intenderci. E all'interno è molto simile anche, sì, le dimensioni sono notevoli. E all'interno è simile anche la disposizione della scala elicoidale che dà l'accesso alla parte superiore. Una differenza sostanziale all'OES c'è, e è quella di una risega in muratura e dei fori quadrangolari per l'innesto di un soppalco di legno di separazione tra le sale superiori e inferiori, i piani superiori e inferiori dell'OES, nella torre centrale e nella torre scavata, rispetto al Sant'Antine. Sant'Antine ha le toloi del piano inferiore, tolos del piano medio e del terzo piano con terrazzo. OES, a meno di 1 chilometro di distanza, ha quest'altra tipologia, una risega interna dove veniva appoggiato appunto il soppalco e delle travi in legno che venivano inserite in questi fori quadrangolari. Qui siamo nel cortile, all'interno del cortile c'è una sorta di, in età nuragica c'è una sorta di adattamento, sorta di quasi di differenziazione d'uso tra quello che è appunto stiamo parlando della foto nella parte sinistra in alto, quella che è una sorta di piccola massicciata che divide quella parte, da quella massicciata si va verso la torre centrale, da questa parte semicircolare dove invece sono stati rinvenuti moltissimi punti di fuoco, dei focolari, e molta ceramica, quindi quella è una specie di differenziazione d'uso in un periodo che inquadriamo nel bronzo recente, inizi del bronzo recente. Invece nella foto di destra troviamo il pavimento lastricato della base del cortile. Vedete il cortile com'è? Questa conformazione molto particolare, rettilinea sul lato diciamo destro della foto, vediamo rettilinea, quello è l'accesso ecco, questo è l'accesso nel lato giù, sì, nel lato che è evidenziato dalla freccia, un accesso sempre nell'estremità sinistra alla torre con il pozzo, un accesso nell'estremità, ecco, quello è l'accesso alla torre centrale, un altro accesso nell'estremità destra all'altra torre, lì, un ulteriore accesso che in quel momento, in quel corso di scavo era obliterato, a un piccolo corridoio all'interno sempre di un altro cortile interno. Quindi abbiamo in questo cortile vari accessi, due scale che portavano al piano superiore del bastione e soprattutto un pavimento lastricato dove sono state rinvenute come ultimo strato di frequentazione e di occupazione materiali del bronzo medio, diciamo pieno e terminale. Questo cosa significa, per dirla in breve? Che questo nuraghe è stato realizzato nello stesso periodo del nuraghe Sant'Antine, ma ha tutt'altra tipologia di costruzione. Materiali del bronzo medio, in particolare quella che noi chiamiamo olla attesa interna, è questa, ecco la parte superiore di un'olla attesa interna. Perché la chiamiamo attesa interna? Perché ha questa sorta di chiusura ulteriore con dei fori per l'innesto probabilmente di una sorta di tappo coperchio. Un coperchio. Okay?
E questo è importante perché questo che data più o meno, insieme a altri tipi di ceramiche peculiari, data a quel periodo preciso che è del bronzo medio, diciamo, terminale, come appunto Nuraghe Sant'Antine, come ad esempio anche la Rubbio d'Orroli. Quindi è importante, questo è un elemento, questo vaso è un elemento indicatore della cronologia piuttosto antica di questi nuraghi complessi, anzi complessissimi, diciamo, molto articolati. Ecco, questo è il corridoio, il cortile centrale di accesso appunto alla torre centrale, alle torri laterali e alla parte superiore attraverso queste due scale, appunto alla parte superiore appunto, del bastione. Quindi molto, molto importante. Chiaramente la torre centrale non si è potuta scavare perché è chiaro, era molto difficile. Come ultima cosa, importantissimo lo studio. Ecco, quando si parla di gruppo, di equipe, con la direzione della scientifica della sovrintendenza e appunto il contributo nel caso dell'OES, stiamo parlando del 2012, dei rilievi attraverso il drone. Era uno dei primi esempi di studio, di lavoro, di rilievo realizzato con drone e anche di rilievo laser scanner. Con i colleghi archeologi Pino Feno e Laura Lai, che hanno realizzato rispettivamente appunto lo studio attraverso il drone e il rilievo attraverso il drone e il rilievo attraverso il laser scanner. Stiamo parlando del 2012. Quindi anche questo, devo dire, è stato un risultato importante e sarà alla base di tantissimi altri, speriamo presto, scavi anche in questo nuraghe, perché c'è anche molto da scavare. Un nuraghe importante perché è anche un cortile dal bastione all'antimurale molto ampio. Per non dire, vicino nei pressi di questo nuraghe c'è una tomba di giganti a circa 150 metri, addirittura un tempio a Megaron con un recinto. Quindi questo nuraghe, anche questo è un grande spettacolo, come d'altronde insomma, un sito molto ricco. Sì. Un peccato che non si possa visitare. Alcuni nostri amici stanno dicendo ma si può entrare, non si può entrare. No, allora, non si può entrare, momento, non è in sicurezza. Per l'OES al momento ci sarà credo presto un progetto per il consolidamento, speriamo in futuro di avere altre risorse finanziarie per continuare a metterlo in sicurezza e poi ad essere fruibile chiaramente per tutti. Purtroppo per i nuraghi come per altri siti già è difficile effettuare campagne di scavo consecutive, è difficile studiare i materiali, ci vogliono veramente anni, ecco perché forse gli archeologi dicono non pubblicano, non è che non pubblicano, pubblichiamo, però è gli un lavoro studi sono molto è un lavoro molto complesso, sì, è complesso, è complicato ed è un lavoro che si fa in progressione, quindi non si possono saltare passaggi perché si perdono, si buttano via secoli di storia, quindi bisogna fare tutto piano Deve piano. Essere tutto capillare, tutto uno studio capillare, è sincronico e diacronico. Sincronico e diacronico, esatto. Allora Valentina, io ti ringrazio per questo viaggio nella preistoria che ci hai fatto fare. Siamo andati dal bronzo medio al bronzo recente, stavamo arrivando al bronzo finale. 700 anni in un'oretta, quindi sei stata una campionessa di velocità. Ti faccio i complimenti per il dono della sintesi e per il dono della chiarezza che non tutti hanno. Molte volte mi capita di intervistare delle persone che hanno delle conoscenze notevolissime nei vari ambiti o nello specifico nell'archeologia, però non riescono a comunicarle e diventa un po' pasticciata la conferenza.
Nel tuo caso è andato tutto perfetto. Guarda, non sono intervenuto mai, quindi sei stata esemplare, da prendere proprio a esempio. Bene, ti ringrazio tantissimo Valentina per la partecipazione. Io ringrazio te e tutti i presenti. Io saluto tutti, do l'appuntamento a venerdì prossimo, sempre alle 19, ci sarà l'archeologa Nadia Canu che ci racconterà le vicende legate alle domus decorate, sapete, le domus de Giannis, quindi faremo un salto ancora più indietro nel tempo, parleremo del 4000 a.C., del 3000 a.C., con le domus decorate che sono sempre... man mano che vanno avanti gli scavi se ne trovano naturalmente sempre di più e sono sempre più belle perché alcune sono sigillate e quindi non sono state ancora alterate dall'intervento degli agenti atmosferici. Bene, grazie a tutti per questa serata. Ah sì, mi ricordano che oggi, Valentina, è il compleanno di Onebu. Oggi festeggiamo i 6 anni dalla nostra nascita. Siamo nati il 9 aprile del 2015, quindi festeggiamo con te i nostri 6 anni, grazie. I nostri 300 soci saranno contentissimi di averti ascoltata. Grazie a tutti e buona serata. Buona serata.